Perfetto, buonasera a chi ci segue da casa, chi ci guarderà in differita, buonasera a tutti quelli che sono qui presenti questa sera e vi invito ad aprire la parola di Dio nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 21. In questo momento Paolo sta parlando alla Chiesa di Corinto, dove ci sono state delle divisioni, dove ci sono stati dei partiti politici, in cui la Chiesa si è divisa in fazioni in base a chi era il predicatore che preferivano. E qui Paolo fa un ultimo avviso, diciamo, un ultimo appello alle persone su questa tematica qua. E Paolo dice: nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. Ma la cosa su cui mi voglio focalizzare è l'ultimo versetto di questo capitolo, che sarà un punto centrale questa sera in ciò che sarà predicato. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Noi vediamo in questi versetti, e vedremo anche nella parola che sarà portata questa sera, che c'è una gerarchia nel mondo, c'è un ordine delle cose. Noi non siamo i padroni di noi stessi, non siamo i re della nostra vita, ma c'è qualcuno di sopra di noi a cui noi rispondiamo. E la persona che è al di sopra di ogni altro, quello che è sopra a ogni autorità, a ogni re, a ogni capo d'azienda, a ogni insegnante, a ogni padre, ogni madre, ogni famiglia, a ognuno di noi, è il nostro Signore. Quindi vi invito tutti quanti ad alzarvi in piedi. Adesso la lode ci guiderà in questo momento in cui noi possiamo cantare al nostro Dio, riconoscere che più in alto di Lui non c'è nessuno, solo Lui è l'Altissimo, solo Lui è il Re dei Re. Cantiamo insieme al nostro Dio. Oggi possiamo sognare, oggi possiamo gridare.
il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. La stella del mattino, al Re dei Re, Signore, la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori, tu regni ed il potere per sempre a te. La tua Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei Re, tu sei Re. La stella del mattino, al Re dei Re, Signore, la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori, tu regni ed il potere per sempre a te. La tua Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei Re, tu sei Re, tu sei Re, tu sei Re. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà
Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, nella tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. Di te. Padre, vogliamo ringraziarti in questo momento, Signore, per essere la nostra guida, Signore. Tu ci sei sempre in ogni difficoltà, Padre. Signore, io ti chiedo in questo momento di venire su noi, Padre, di riempirci del tuo Santo Spirito, Signore, di riempirci di te, Padre. Aiutarci, Signore, a essere guidati da te, Signore, lasciarci andare dalla tua guida, dalla tua luce, Padre. Guida i nostri passi, Signore, anche nelle difficoltà, anche quando ci sentiamo freddi, quando ci sentiamo spenti, Padre. Chiedo di guidarci, Signore, darci forza, Signore. Dacci questo fuoco, Signore, che può scaldare, Signore, le vite delle altre persone, Padre. Ti chiedo in questo momento di darci il tuo Spirito Santo, Padre. Grazie per questo momento, per la fratellanza che abbiamo, grazie per questa Chiesa, Padre. Grazie per te e per quello che fai per noi, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.
generazione che ha scelto di servire Dio, che ha fede in Lui, che ha fede in Lui. Sappiamo che il risveglio verrà se noi preghiamo Dio e lo incontriamo con tutto il cuore. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Tu che sai cambiare già, cambiami Signore, cambia il mio dolore, fa che la tua volontà sia fatta in me. Fa che ami come te, apri gli occhi miei che io veda in te tutto ciò che ho è tuo per sempre. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Padre, ti ringraziamo, Signore, per come ti prendi cura di noi, Signore. Ti chiediamo di salvarci, Padre. Ti chiediamo di soccorrerci, Signore, perché siamo persi senza di te, Padre. Tendi la tua mano su di noi, Padre, e tiraci da questo buco, Signore, in cui ci troviamo, Padre, le nostre difficoltà, le nostre sofferenze, Padre. Aiutaci, Signore, a uscire da queste difficoltà, Padre, con la testa alta, Signore, guardando verso di te, Signore, sapendo che tu sei con noi. Grazie per tutto quello che fai, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, prova, mi sentite? Faccio immediatamente una premessa, perché il tema di questa sera, non lo nascondo a nessuno, è un tema molto difficile, molto pesante, perché si parlerà dell'aborto, cioè l'interruzione volontaria di gravidanza, come viene chiamata. Cioè parliamo di bambini, parliamo di morte, parliamo di un tema che è molto vicino, molto doloroso, soprattutto per la parte femminile della Chiesa che sta ascoltando in questo momento. E quindi voglio invitare chi non se la sente, chi è toccato in modo molto profondo da questo argomento, se può allontanarsi, può non sentire. Chi invece rimane, bene, perché è importante ricevere questa parola, è importante vedere che cosa il Signore ha da dire su questo argomento che viene discusso quotidianamente, lo trovate nei social, lo trovate in TV, lo trovate in qualunque mezzo che sentite, lo vedete discusso in giornali, libri, ed è molto importante che la Chiesa sia informata e consapevole di che cosa il Signore pensa dell'aborto. E in Italia l'aborto è una pratica legale attraverso la legge 194 del 1978. È stata una legge molto discussa, ci sono state discussioni, proteste, in particolare i gruppi cristiani si sono opposti all'epoca,
ma la legge è passata. E è previsto quindi dalla legge italiana che una donna con seri motivi, la legge se ne assicura che ci siano seri motivi di problemi psicologici e relazionali, economici, può interrompere la gravidanza nei primi 90 giorni. Dopo i 90 giorni è previsto un'interruzione della gravidanza, la possibilità di interrompere la gravidanza nel caso la madre sia in pericolo di vita. Quindi in una situazione in cui si deve decidere tra tenere il feto, il bambino, o tenere la madre, si può prendere questa decisione dell'aborto. La legge prevede l'obiezione di coscienza, cioè il medico che è capace di fare questa pratica ha il diritto protetto dalla legge di opporsi, ma allo stesso tempo di non farlo lui o lei, ma allo stesso tempo la legge cerca di spingere in una direzione tale che sia più o meno sempre garantito questo diritto. E questo lo vediamo molto discusso. C'è un alto tasso di obiezione di coscienza in Italia e abbiamo anche in Italia una statistica piuttosto bassa di aborti. In Italia si abortisce raramente. Nel 2021, secondo l'Istituto Superiore della Sanità, sono stati notificati 63.653 aborti in Italia, che non è un numero piccolo, ma rispetto ad altri posti del mondo lo è. Ed è un numero in diminuzione negli anni. Per darvi un'idea, si è stimato che tra il 2010 e il 2014, quindi dati un po' vecchiotti, ma possiamo immaginare che i dati si tengano su quella linea, siano avvenuti in tutto il mondo 56 milioni di aborti all'anno. Siamo più o meno 59 milioni in Italia, quindi immaginate un'Italia all'anno che viene cancellata attraverso gli aborti. Il tema è dibattuto, sentite slogan come la 194 non si tocca, my body, my choice, che è più internazionale, vedete continuamente discussioni di medici, di politici, di influencer, pensatori di vario genere, che discutono e che argomentano soprattutto dal lato pro-abortista che è una scelta di diritto, è una possibilità che la donna deve avere, che è un segno di civiltà, di libertà, è un passo necessario per l'evoluzione di una società. Ma come noi sappiamo, l'opinione di Dio conta molto di più di quella degli esseri umani, l'opinione di Dio conta più della mia, della nostra opinione e di quello che anche la maggioranza degli esseri umani può pensare. E quindi oggi noi andiamo a vedere nel dettaglio che cosa il Signore pensa di questo argomento e nel contesto del libro che stiamo lavorando, Controcultura, cosa noi siamo chiamati a fare in relazione a questo tema. Preghiamo per iniziare la predica. Signore, io ti voglio ringraziare per questo argomento, ti voglio ringraziare per questa parola che ci porti. È un argomento difficile, Signore, un argomento di dolore che parla di morte, che parla di decisioni difficili che segnano irrimediabilmente la vita delle persone. Ma Padre, noi sappiamo che tu porti guarigione e vita dove c'è dolore e morte e noi sappiamo che sei il Dio dell'impossibile. Padre, ti prego che tu possa aprire i nostri cuori, che questa parola possa entrare e dare molto frutto e che noi possiamo essere messaggeri coraggiosi in questo mondo di quella che è la tua volontà e la tua parola su questo tema. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Penso che in questa stanza, forse non i più piccoli, ma tendenzialmente tutti sappiamo che cos'è il sesso. Sappiamo, si parla di sesso nelle scuole, se ne parla in famiglia, se ne parlano gli amici, ce ne parlano mezzi un po' meno adatti a parlare di questo, come i film, la pornografia, che tanti dicono di aver imparato sulla sessualità attraverso quella. E noi attraverso queste fonti spesso e volentieri abbiamo una visione molto carnale del sesso. Il sesso è piacere, il sesso è godimento, il sesso è divertimento, una cosa che non c'è nulla di male. C'è una donna, mi piace, usciamo a cena, ci piacciamo, usciamo una volta, usciamo due, facciamo sesso. Perché no? Cosa c'è di male? Siamo due adulti, siamo d'accordo, ci piacciamo, non c'è nulla di male in questo. Questo è il pensiero più comune che troviamo nella nostra società. Possiamo trovare, penso che tutti voi abbiate in mente amici che l'hanno già fatto, che lo fanno regolarmente e che portano argomentazioni di questo genere, che dicono ma sì, lei mi piace, perché no? È quello che vediamo
più normalmente in giro per la nostra società, ma la visione che Dio ha del sesso, e come abbiamo detto all'inizio, la visione di Dio è più importante della nostra, è che il sesso è un'unione intima e profonda, un'unione molto molto intima che lega profondamente le persone, e questa unione deve avvenire solo e unicamente nel contesto del matrimonio. Agli occhi di Dio il sesso fuori dal matrimonio è un peccato. Non ci sono giri di parole. Chi ha fatto sesso con una persona che non è la sua sposa o il suo sposo ha commesso un peccato di fronte a Dio e non c'è modo di girarla. E in particolare il matrimonio che Dio prevede è solo e unicamente tra un solo uomo e una sola donna. Questa è l'unione che Dio benedice, questa è l'unione che Dio vuole e questa è l'unione che Dio santifica. Tutto il resto è un peccato ai suoi occhi. Quindi poligamia, un matrimonio o unioni con più persone, l'omosessualità, unione tra persone dello stesso sesso, relazioni in generale esterne, relazioni sessuali esterne al matrimonio, sono tutti peccati agli occhi di Dio. E quando noi vediamo la creazione di Adamo ed Eva all'inizio, che sono un po', diciamo, il tipo dell'umanità, quello che Dio ha detto ad Adamo ed Eva vale anche per noi. Il comandamento che Dio dà a loro due è: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. E quindi noi vediamo nella parola di Dio che la fecondazione, il fare figli, è un punto centrale nel piano di Dio per la coppia. E questo è un tema molto difficile da dire in certe situazioni, ma che è importante dirlo. Da nessuna parte nella parola di Dio viene detto: ah, è peccato se una coppia non fa figli. Non è assolutamente quello che voglio dire. Quello che la parola di Dio dice, e nel Salmo 127, versetto 3, è che i figli sono un dono che viene dal Signore. E dice che il frutto del grembo materno è un premio. E ora, quello che io ti voglio chiedere per iniziare questo studio, soprattutto ai più grandicelli, quando pensa all'idea di sposarti, l'idea che ti sposi, trovi una donna, trovi un uomo e ti sposi, ti unisci a lei in matrimonio. Pensa all'idea di avere figli, l'idea di generare un figlio, una figlia con questa persona. Cosa ti fa provare questa idea? Cosa ti fa pensare? Perché la prima cosa che voglio dire questa sera è sul desiderio di non volere figli, perché è una possibilità. Paolo stesso nella Bibbia non ha avuto figli, non si è sposato, ma se tu hai questo desiderio di non volere figli, quello che ti invito a chiederti è: perché? È molto importante che nella nostra vita cristiana noi andiamo a fondo alle radici delle motivazioni di quello che facciamo. Chiederci il perché delle cose, perché molto spesso la risposta a questo perché non voglio avere figli, è una risposta carnale, una risposta che viene dal mondo. E se noi pensiamo alle risposte che danno nel mondo, ne troviamo infinite per non avere figli. No, che ansia, risposta numero 1 della nostra generazione, proprio quella automatica. No, non posso avere figli perché, ma come li mantengo? Ma i soldi, l'aspetto monetario, materiale. Oppure c'è chi dice: no, ma vedi come sta andando il mondo, cioè guarda il futuro, vuoi davvero mettere al mondo una creatura in questo schifo di mondo? E altre argomentazioni di questo genere. Tanti vedono il figlio come una palla al piede, come questa brutta palla di ferro che ti incatena, che non ti lascia libero, che ti blocca in un punto con una persona quando tu potresti andare in giro per il mondo, a scoprire te stesso, a fare lavori. E vediamo con tutte queste motivazioni dov'è il focus. E il focus è io. Ma questo bambino, questa coppia, questi comandamenti che Dio ci dà stanno limitando me, stanno andando a dire quello che io devo fare. E questo è un modo spesso carnale di pensare. Quello che io ti invito a fare non è dire: sì, fai figli oppure vai all'inferno. Assolutamente no, non c'è nessuna evidenza di questo nella parola di Dio. Quello che sto dicendo è che è fondamentale che tu non ti renda il Dio della tua vita, ma che tu lasci Dio
a fare il Dio della tua vita. E se Dio ti comanda, trovati una moglie, trovati un marito, è per quello che Lui vuole fare, per la sua gloria. Se Dio ti comanda non avere figli, è per la sua gloria, perché tu sei messo da parte per fare qualcosa per Lui. Se Dio vuole che tu abbia dei figli, avere quei figli, quei bambini, sono per la sua gloria e vanno cresciuti secondo la sua parola. E quindi quando prendiamo decisioni importanti, una decisione fondamentale come scegliere il partner, scegliere se avere figli con questa persona, è assolutamente prioritario che il cristiano metta al centro Dio in questa decisione, che Dio sia quello che decide, che Dio stabilisce la via da percorrere. Questo è estremamente importante. E perché ho fatto questa lunga introduzione? Perché abbiamo parlato di relazioni, di coppie, di bambini? Perché molto spesso fuori nel mondo i bambini, le nascite, ci vengono dipinti come dei lussi, come una cosa in più nella relazione, non come una parte, diciamo, fondamentale di essa. E questo avviene anche nelle chiese. Secondo il mondo, come si diceva prima, se non ti puoi permettere un bambino, non lo fai. È normale, giusto, fare un po' di pianificazione finanziaria e dire no, il bambino non me lo posso permettere, non lo faccio. E alla stessa cosa il matrimonio. Nel mondo si dice, beh, il matrimonio è costosissimo e ci sono gli invitati, ci sono gli addobbi, ci sono i vestiti, questo, quell'altro. Non serve che mi sposo. Sto con questa ragazza, lei diventa mia amorosa, iniziamo a vivere assieme, diventa la mia compagna, facciamo sesso, figli eventualmente, tranquillo, non ci sono costi, non ci sono problemi. Per il mondo è normale che funzioni così. Siamo noi 4 cristiani che siamo dei pazzi furiosi rimasti nel 1700 con le idee. Qua il mondo è andato avanti, siamo nel 2024, matrimonio, figli, sono tutte cose del passato. È questa l'idea che ci viene trasmessa fuori. Ma come è intitolato il libro su cui stiamo lavorando? Si chiama Controcultura. E quello che vogliamo dire anche questa sera è che Dio è controculturale. Dio prevede nella sua parola che l'uomo lasci suo padre e sua madre, si sposi con una donna, i due si uniscano, diventano una stessa carne e che diano molto frutto, come abbiamo visto prima. Dio pensava così migliaia di anni fa per Adamo ed Eva, la pensa così oggi e la penserà così tra migliaia di anni. L'idea di Dio non cambia, ma la società sì. La società cambia continuamente i suoi valori e per la società queste sono cose del passato. Per la società, per certi gruppi della società, il bambino nel grembo della madre non è una persona, è un ammasso di cellule. I nostri governi hanno iniziato a legiferare su questo tema perché c'è chi diceva no, basta con questa idea religiosa, cristiana della vita, bisogna fare diversamente. E si è cercato di stabilire una linea di demarcazione temporale che stabilisce da quando il bambino smette di essere un ammasso di cellule che possiamo cancellare e diventa una persona con una dignità. Noi sappiamo che se prendo un bambino di 6 anni e lo uccido, io sono un assassino. Faccio una cosa orribile, vengo messo in galera. Se prendo un bambino di 1 anno o anche di 1 minuto appena uscito dalla pancia della madre, lo uccido, sono un assassino. Ma se prendo questo bambino dopo 8 mesi, mentre è ancora nella pancia della madre, 6 mesi, 3 mesi, 1 mese, 2 settimane, e viene ucciso, è omicidio o non è omicidio? È una persona o non è una persona? È un essere umano o non è un essere umano? È un dibattito che ha avuto varie risposte in vari paesi del mondo. Abbiamo sentito prima la legge italiana. Fino al 3° mese si può abortire, dal 3° mese in poi no. E quindi lì è stata stabilita la linea, 3 mesi dal concepimento. Ma per quanti ragionamenti umani noi possiamo fare su questo tema, Dio non li condivide. Dio è categorico su questo tema. Leggiamo il Salmo 139, i versetti da 13 a 16, perché Dio non parla esplicitamente dell'aborto, ma Dio parla dei bambini e del valore che i bambini hanno per Lui. E il Signore dice, il salmista parlando al Signore dice, sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrirò perché sono stato fatto in modo stupendo.
Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. In un altro punto della Bibbia, all'inizio del libro di Geremia, Dio sta parlando al profeta Geremia e gli dice: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Dio sa da sempre, dall'inizio dell'eternità, che non ha inizio, lui sa da sempre che tu saresti nato, che io sarei nato. Ogni essere umano che nasce, Dio lo sa da sempre, da prima di tutto. Da quando lo spermatozoo e l'ovulo si uniscono, che c'è la fecondazione, Dio inizia a lavorare per la creazione di quel nuovo essere umano, che, ripeto, lui ha pensato da sempre. Noi sappiamo che questo è un mondo di peccato, no? È un mondo con malattie, con deformazioni, in cui il feto può avere problemi, può essere abortito spontaneamente, ci possono essere varie problematiche legate al feto. Chi studia scienze, biologia sa perfettamente queste cose. Ma nonostante tutto questo, l'aborto non è giustificabile agli occhi di Dio. Qualunque cosa vi dicano, comunque la girino, qualunque argomentazione la portino, Dio non troverà mai accettabile l'aborto. A nessuna data, per nessun motivo, in nessun punto della terra. Anche se quel bambino che nasce diventasse l'essere umano più crudele della storia, l'aborto non sarebbe comunque giustificato. Agli occhi di Dio il feto è un bambino, è una persona come me e come te, una persona per il quale è stato versato il sangue di Cristo, una persona che già dal momento del concepimento ha un valore e se quella vita viene spenta, il Signore si arrabbia, perché giustamente Lui è contro l'omicidio, lo dice spesso nella sua parola. Ma nella società umana, nel mondo, non gli interessa di Dio. Lo sapete? Il mondo a volte dice che Dio non c'è. Se Dio c'è, è un Dio convenientemente messo in una nuvoletta, in alto, recintato là, che si fa le sue cose, io faccio le mie e tutti siamo tranquilli. Per l'essere umano è il centro, è Lui. Io voglio essere il centro della mia vita. Voglio fare sesso, lo faccio. E non mi importa di quello che Dio dice. Mi dà fastidio che sia spuntato un bambino da questo sesso, lo abortisco, via, e mi risolvo il problema. Io non voglio che mi capiate male, ci tengo molto a questo, non voglio arrivare qui con brutalità parlando di un argomento così difficile, con indifferenza. Non è assolutamente il desiderio che ho e neanche il desiderio del Signore che si parli con indifferenza di questo. Perché l'aborto è un momento straziante. Se mai incontrerete o se avete incontrato una donna che ha abortito, capirete che è un argomento terribile, è un momento delicatissimo, un momento che segna per sempre la persona. E poi mi permetto di dire questa cosa a cui ho pensato mentre riflettevo su questa predica. Alla fine di tutto io sono un maschio e come maschio io non posso capire a fondo la gravidanza, il portare un bambino, perdere un bambino o rinunciare a un bambino. Ma questo non toglie quello che Dio ci dice. Quando si parla di questo argomento, parlo soprattutto alle ragazze, alle donne qui presenti. Dio vi ha messo in una chiesa. Maschi, femmine, tutti quanti, Dio vi ha messo in una chiesa con altre persone che vi affiancano, che vi sostengono. Ha messo attorno a voi uomini e donne sagge che conoscono la sua parola, che hanno vissuto esperienze e queste donne e questi uomini possono starvi vicino, darvi spiegazioni, darvi consolazione, darvi aiuto. Questo è quello che Dio ci chiama a fare, affiancare i nostri fratelli e le nostre sorelle e sostenerli nelle difficoltà. Perché molto spesso l'aborto viene legittimato in situazioni di difficoltà, in situazioni molto negative, ma quello che il Signore ci dice è che il dolore e le fatiche della vita, i problemi, anche molto gravi, non ci devono portare al peccato. Non rivolgerti al peccato perché la situazione è brutta. Rivolgiti a Dio. È lì
Da lì che deve venire il nostro sostegno. Anche in una situazione drammatica, come una gravidanza non voluta, come una decisione che bisogna prendere se abortire o non abortire, noi dobbiamo sempre affidarci a Dio. Dio si prende cura di ogni situazione, nella sua parola è piena di esempi, la sua parola è piena di esempi in cui lui prende una situazione estremamente negativa, una situazione del male e ne ricava il bene. E io mi rendo conto che quello che sta venendo detto è molto, molto impopolare. A volte anche in una chiesa è impopolare questo genere di messaggio. Ma quando Dio afferma in Romani 8:28 che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, tutte, anche le cose più orribili. Vi devo l'altro giorno la testimonianza di un ragazzo che si era convertito e che predicava, e lui era figlio di uno stupro. Sua madre era stata violentata, lui era il figlio dello stupratore di sua madre, lei ha scelto di tenerlo e lui molti anni dopo è diventato un servo di Dio. Quando Dio ci dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più, parlando di cibo, di vestiti, di beni di prima necessità, lui intende anche quando una donna risulta incinta in un contesto di povertà, di difficoltà. Dio si prende cura di te, anche usando la Chiesa a questo fine. E se tu dovessi mai vivere una situazione del genere, Dio ti chiama a fidarti di Lui. Oltre a questo, dobbiamo ricordare che Dio è il creatore. Dio è sopra di noi e noi siamo sotto. C'è una gerarchia a questo mondo e Dio è sopra di noi. Lui è il sovrano delle nostre esistenze. Dio può decidere tutto della nostra vita. Se Dio volesse che io morissi in questo momento a metà di questa predica, Lui potrebbe farlo, avrebbe il diritto di farlo. Non lo farà perché Lui è buono, ma se Lui volesse schioccare le dita e farmi morire, Lui potrebbe perché la mia vita appartiene a Lui. È un messaggio radicale, ma è quello che dice la parola di Dio. E quando viene ucciso un bambino, e l'aborto è l'omicidio, è l'uccisione di un bambino, non giriamo attorno ai termini, la collera, la rabbia di Dio è sopra chi ha abortito, è sopra chi ha ucciso. Dio è arrabbiato con la donna che fa l'aborto, il medico che l'ha aiutata, le persone che l'hanno sostenuta, perché all'atto pratico è un omicidio. L'ha fatto una persona e tutte quelle attorno hanno contribuito. Ricordiamo quello che dice Cristo. Cristo dice: lasciate che i bambini vengano a me, perché il regno dei cieli è di chi è simile a loro. E Dio ama in particolare i bambini, come ama tutti quanti gli esseri umani. E nella sua parola è chiaro che Dio non tollera l'omicidio. E per, regolamentare l'umanità, perché noi siamo una razza caduta, una razza peccaminosa, e per creare un sistema di regole sopra quell'umanità, sopra questa umanità e tenerla in ordine, Dio ci ha dato delle autorità terrene. Leggiamo Romani capitolo 13, i primi 4 versetti. Paolo, parlando, è Dio che parla attraverso Paolo, Dio ci sta dicendo attraverso di lui: ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Questo testo non è bello, non è popolare, non viene detto spesso, perché tante volte a noi non piace la nostra autorità. La nostra autorità commette errori, è corrotta, è lenta, sbaglia, i nostri politici non ci piacciono, e i presidi e gli insegnanti sbagliano continuamente, i genitori fanno questo, i datori di lavoro fanno quest'altro. Le nostre autorità spesso e volentieri noi ci focalizziamo sui loro limiti, sui loro sbagli, sulle cose che non vanno. Ma sappiate che comunque Dio ha preso quella persona assolutamente imperfetta e l'ha messa lì dov'è. Le nostre autorità vengono da Dio e Dio è sopra ai governi, è sopra ai presidi, agli insegnanti, ai datori di lavoro, ai genitori, e state tranquilli che un giorno Lui chiederà loro conto di che cosa hanno fatto con quell'autorità.
ma è Dio che chiede conto. Attraverso l'autorità, che come abbiamo visto è sotto a Dio, è sottoposta a Dio, ci viene data la legge. Sotto la legge, per quanto chi è ateo dice che no, queste sono cose che vengono da dentro l'essere umano, sì e no, il bene che viene dall'essere umano è un bene che ha messo Dio. La moralità che c'è dietro le nostre leggi, come quando diciamo, uccidere è chiaramente sbagliato. Noi diciamo questo perché Dio ha messo nel nostro cuore questa idea. Infatti più l'essere umano si allontana da Dio, più va verso la degenerazione più completa e ogni ordine morale salta. E quando Dio stabilisce un governo per mettere delle leggi, queste leggi vengono da Lui e noi dobbiamo rispettarle, dobbiamo onorarle. Noi dobbiamo sottometterci al nostro governo. Quando però c'è un'eccezione a questo, perché l'autorità suprema è Dio. Quando governo e Dio sono allineati, sono d'accordo, molto bene, noi dobbiamo stare in obbedienza a questo governo. Ma quando Dio e il governo sono in contraddizione, la nostra obbedienza va a Dio, va all'autorità superiore. I cristiani non possono abbassare la testa quando la legge umana permette che sia violata la legge di Dio. Abbiamo visto prima che l'aborto viene permesso in questo paese, è perfettamente legale e hanno creato tutto un sistema di controlli, di bilanciamenti, di verifiche per farlo usare il meno possibile. Ma quelle 60.000 anime che sono state spente nel 2021 erano anime che Dio voleva vive. Questo è molto chiaro dalla parola di Dio. E quindi lo posso affermare candidamente, l'aborto è un abominio agli occhi del Signore, è una cosa orribile a cui Lui chiama il cristiano ad opporsi. Il cristiano ha una tendenza che piace tantissimo a Satana, al mondo, eccetera, ed è la tendenza di guardare una situazione e chiudere la bocca, chiudere gli occhi, guardare dall'altra parte, stare in silenzio perché è la sua vita, io non c'entro. Non ho alcun diritto di dire a questa persona come vivere la sua vita. È il suo corpo, è il suo figlio, sceglie lei. Quante ingiustizie abbiamo lasciato passare con questa logica? Andate a vedere Gesù. Gesù non si faceva problemi. Farisei, autorità, persone, ricchi, poveri. Lui diceva immediatamente che lì c'era un peccato e che quella situazione non andava bene. Dio ci dice che non c'è niente di normale e giusto nell'aborto. L'aborto è un peccato ed è un crimine contro Dio e noi dobbiamo opporci a questo. La parola di Dio oggi ti invita, ti sprona a non tollerare l'aborto, ma ad alzare la tua voce contro di esso, a testimoniare contro questa pratica, a parlarne a chi è vicino a te, alle persone, quando un giorno presto i ragazzi diventeranno diciottenni, avrete voce in capitolo nel panorama politico di questo paese. E ci sono tanti temi che noi diciamo è politica, non mi interessa. Ci sono tanti temi, eutanasia, aborto, per dirne due, di legati alla vita e alla morte, su cui Dio si esprime, su cui Dio ha un parere molto chiaro. E quando noi stiamo zitti, noi stiamo sbagliando. Questo è fondamentale. Ci sono tantissime fonti cristiane, di medici, di esperti, specialisti, che vi possono aiutare ad avere una solida visione pro vita, ad avere solidi argomenti contro l'aborto. Non rimanere in silenzio contro questa pratica. Sii una voce che grida contro l'aborto e che grida per la vita di questi poveri bambini che vengono uccisi. Ora però, per concludere, per andare verso la conclusione, voglio ritornare da questo discorso al messaggio del nucleo del Vangelo, perché probabilmente in questa stanza ci sono persone che sono d'accordo con l'aborto o che sono state d'accordo. Fino a prima della mia conversione io sostenevo l'aborto come una libertà, e lo dico candidamente, e questo è un peccato di fronte al Signore, un peccato di cui io devo chiedere perdono. Magari in questa chiesa, non dico in questa stanza stasera, ma incontrerete nella vostra vita cristiana donne che hanno abortito,
famiglie che hanno deciso di terminare la gravidanza. Magari incontrerete medici che hanno avuto tra le mani migliaia, centinaia di aborti e hanno spento vita dopo vita come una normale pratica medica. Magari in questa stanza ci sono persone che hanno visto aborti avvenire, famiglie scegliere l'aborto, parlare in favore dell'aborto e hanno girato la faccia dall'altra parte. Quanti di noi hanno visto peccati e abbiamo guardato altrove? No, non mi riguarda, è un peccato suo, io non c'entro. E tutto questo è un peccato agli occhi del Signore. È un peccato che ci macchia. Tacere di fronte al peccato degli altri che avviene è un atteggiamento che Dio non gradisce. Ma ricordiamo sempre il Vangelo di Cristo, perché tante volte di che cosa viene accusata la Chiesa? Che entra da quella porta una donna che ha abortito e tutti la guardano come se fosse l'anticristo che cammina, come se fosse un demone. Ah, questa donna ha abortito, mai sentito? Se ha avuto una gravidanza fuori dal matrimonio con questo uomo, e si parla, e si vocifera, e si spettegola, e si crea un muro attorno a questa ragazza, attorno a questa donna. Tante volte noi facciamo così verso le persone della Chiesa, le persone che entrano, le persone fuori. Ma non è questo il Vangelo. Il Vangelo è accogliere chi sbaglia, non dicendogli guarda il tuo peccato è perfetto, tientelo, continua a peccare perché tanto Dio approva il tuo peccato. Non è in nessun modo questo il nostro messaggio, ma il messaggio è sei pentito, c'è pentimento nel tuo cuore, allora perfetto. La grazia di Dio copre ogni cosa. E ho quindi preso una serie di versetti, partendo dai Salmi 103, in cui Dio ci parla del suo perdono, di come Lui, anche con qualcosa di tanto viscerale, perché non stiamo parlando di un pettegolare, una bugia, parliamo di un bambino che muore, ma sono comunque tutti peccati, tutte cose che il Signore non gradisce, tutte cose per cui bisogna chiedere perdono. Ma il punto fondamentale è che se mai troverete una persona o sarete una persona in una situazione di questo genere, dovete portare guarigione e perdono nella vita di questa persona, perché Cristo ha portato guarigione e perdono per lei. Leggiamo. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Isaia 53, 25. Io sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Prima Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Luca 7, 48 e 50, Gesù sta parlando con una donna che ha commesso dei peccati sessuali, un peccato per cui veniva guardata molto molto male dalle persone attorno a lei. Poi Gesù disse alla donna, i tuoi peccati sono perdonati. Le persone contestano la cosa, ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Dio crea la vita dalla morte, la luce dalle tenebre. La persona più cattiva, piccola, meschina che vi può venire in mente può diventare nelle mani di Dio uno strumento del Vangelo, uno strumento di amore, uno strumento di pace, uno strumento di grazia. Cristo è pronto a dimenticare i tuoi peccati. Una persona che fa scandalo nella Chiesa, Cristo è pronto a perdonare i peccati di quella persona. Ricordiamo sempre, c'è il pentimento prima, il ravvedimento, il riconoscere il peccato. Dio non condona e non condonerà mai il peccato. E Dio non permetterà, la sua rabbia resterà su di te se tu difendi l'aborto e continui a dire una cosa buona, una cosa che va fatta, una libertà. Dio continuerà a essere arrabbiato con te e questa non è una cosa buona. Ma se tu guardi indietro e dici, io avevo questa idea, io ho fatto questa cosa e non va bene, mio Signore, io ti chiedo scusa. Abbiamo visto che cosa dice. Tu e il tuo peccato verrete allontanati, il peccato sarà dimenticato per sempre e la grazia del Signore sarà su di te. E quindi è questo il messaggio che bisogna portare. Portiamo consolazione, non giudizio. Chiamiamo le persone a pentirsi, ma non mettiamo sopra di loro un messaggio di condanna dicendo tu sei destinata all'inferno.
ricordiamo sempre della grazia di Dio. Per chiudere, dopo, quando faremo i piccoli gruppi, saranno condivisi con tutti voi lo studio, il PDF dello studio. E ci sono 3 paragrafi alla fine dello studio, appena prima delle domande, che sono pregare, partecipare e proclamare. Quelle sono delle indicazioni che l'autore del libro di Controcultura ha voluto fornire a noi. Io ti invito a leggerle molto attentamente, perché un cristiano silenzioso è un cristiano che piace a Satana. Un cristiano che se ne sta zitto davanti al peccato è un cristiano molto molto gradito al mondo. Se noi stiamo qua a fare questi discorsi dentro le nostre 4 mura, ma appena usciti da quelle porte questi discorsi non li facciamo più e chiudiamo la bocca, non va bene, non stiamo facendo la volontà di Dio. Sarà scomodo? Sì. Saranno tutti in disaccordo con te? Sì. Come è stato con Gesù? Sì, una voce fuori dal coro. Sì, qualcuno che scomoda le persone, che porta una verità che loro non vogliono sentire. L'aborto è un peccato. La rabbia di Dio e il suo giudizio sono sopra chi lo commette, chi lo facilita e chi lo sostiene. Questa è la parola di Dio. Questo è il messaggio che noi dobbiamo portare. Ma allo stesso tempo dobbiamo portare un messaggio di grazia, un messaggio di perdono. Hai abortito? Te ne penti? Perfetto, la grazia del Signore è per te. Hai emesso una legge per favorire l'aborto? Te ne penti? Perfetto, la grazia del Signore è per te. Ora ravvediti e combatti contro queste ingiustizie. Sono messaggi difficili, sono messaggi che ci spronano ad agire, a uscire dalla nostra comodità, ad alzarsi dalla nostra sedia comoda e andare direttamente dove c'è il peccato e la difficoltà a dire così non va bene. Ma questa è la parola di Dio, questo è il Vangelo. Noi dobbiamo parlare, testimoniare e portare la parola di Dio anche quando non è comodo farlo. E questo è quello che il Signore ci comanda di fare questa sera. Preghiamo insieme per concludere. Signore, non è un messaggio semplice quello che abbiamo ricevuto. Signore, io ti chiedo di guardare ai cuori dei miei fratelli e di suscitare confessioni, Signore. Io per primo ti chiedo perdono per il sostegno che ho dato all'aborto, per tutte quelle volte che ho guardato un peccato e ho girato la faccia dall'altra parte, Signore. Ti chiedo perdono per tutti i silenzi che ho fatto di fronte alle ingiustizie, per tutte le volte, Signore, in cui io potevo parlare, dare una parola, una testimonianza, contraddire chi parlava contro di te, ma ho taciuto. Ti chiedo scusa di questo, Signore, ti prego che tu possa mettere nel cuore mio e di tutti i miei fratelli un coraggio, Signore, il coraggio che viene dalla tua parola. Signore, ti prego che noi possiamo essere messaggeri della verità, non agenti segreti, che qui sono cristiani e nel mondo ci mettiamo una maschera. Questa non è vera cristianità, non è vera fede, Signore. Ti prego che noi possiamo avere una fede genuina, forte, che noi possiamo essere testimoni coraggiosi della tua parola, anche quando è difficile, anche quando ci contestano, anche quando, Signore, veniamo multati, arrestati, veniamo derisi. Ti prego che la Chiesa Battista Agape possa essere sempre un testimone coraggioso, a Treviso, in Veneto, in Italia, in tutto il mondo, Signore. Ci saranno tribolazioni, ma tu hai vinto il mondo e la tua testimonianza sarà portata alla nostra Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Io vi invito ad alzarvi. Se vedete un fratello, una sorella scossa, dategli un abbraccio, stategli vicino, dategli una parola. E adesso chiamo qua il gruppo di lode perché possiamo lodare assieme per il nostro Dio. In questo momento avremo il nostro momento di offerte, quindi se avete qualcosa dal punto di vista monetario che sentite di poter dare alla Chiesa per l'opera di Dio, potete farlo ora, ma soprattutto vi chiedo di
dare il vostro cuore a Dio, quella è la cosa più importante. Cantiamo. Oggi possiamo sognare, oggi possiamo gridare, ha riempito la nostra bocca di lode. Le nazioni diranno, chi è come il Signore, ci ha donato una vita di gioia e danza. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Le nazioni sapranno che Cristo è il Signore, nel suo nome si trova la pace e la vita. Grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Signore, ti ringrazio per questa giornata, Signore, per la possibilità di essere qui e apprendere più della tua parola, Signore. Ti ringrazio per tutto ciò che ci è stato detto oggi, Signore. E ti chiedo di benedire ognuno che è presente qui e quelli che non sono potuti essere qui, Signore. Ti chiedo che tu possa benedirci adesso che andremo negli studi biblici, Signore, che possiamo apprendere ancora di più di te, Signore. Ti ringrazio per le offerte che sono state fatte, Signore. E ti chiedo di accompagnarci, Signore, ogni giorno della nostra vita. Amen. Potete sedervi. Ok, momento degli annunci. Anno nuovo, ho finito le parole. Anno nuovo, stessa vita, abbiamo tutti i nostri impegni, abbiamo tutte le nostre normali funzioni, ci sono i piccoli gruppi di preghiera, piccoli gruppi di studio biblico, abbiamo il culto giovane alle 19, abbiamo il culto generale alle 10:30 qui a Treviso, ci sono tante attività, ci sono tanti ministeri che hanno bisogno, guardo soprattutto al lato adolescenti qua, non evitate lo sguardo, so che esistete, vi vedo. Abbiamo bisogno da più o meno tutte le parti, lì dietro abbiamo tutto il reparto audio, live, vedete qui
Luca che sta sistemando la telecamera, questo è un lavoro che potrebbe fare qualcuno, sarebbe molto piacevole, lì abbiamo la proiezione, tutti i ministeri che hanno bisogno. So che anche la lode sta ruolando, quindi se sapete cantare, se sapete suonare, rivolgetevi ai vari membri della lode che avete visto, c'è Bruno che può essere un vostro punto di riferimento per questo, quindi mi raccomando, siamo qui in questo mondo per servire Dio. Servire non significa stare a scaldare queste belle sediette, quindi animo, forza e volontà. Non so se ci sono altri annunci. Ok, bello. Abbiamo il Ministero delle Giovani Coppie Sposate, referente Pastor Caio, là in mezzo, che è una giovane coppia sposata. E quindi se avete bisogno abbiamo anche già l'incontro, perfetto, sabato 20 gennaio, per le condizioni ci sono i pastori, io non so di più, non chiedetemi nulla, però abbiamo eventuali informazioni, i pastori, altre cose che abbiamo addirittura il convegno ragazzi, quindi se siete una coppia sposata da poco, qua chiedo ai pastori la definizione, chiedete a loro, abbiamo Peschiera del Garda dall'8 al 10 marzo, posto dovrebbe essere lo stesso delle altre coppie, giusto pastore? È lo stesso posto, mi hanno detto che è stupendo, hanno detto che è bellissimo, se non siete sposati avete fino all'8 marzo, l'orologio è contro di voi, veloci, veloci, veloci. E quindi abbiamo queste belle iniziative, chiedete ai pastori per maggiori informazioni. Perfetto, adesso per questi ultimi annunci lascio la parola al pastor Sando. Dio vi benedica, buon weekend. Sì, ok. Allora, buonasera. Sono lieto di annunciarvi il primo incontro di Pathfinder, di cercatori di sentiero. Vi ricordate cosa abbiamo fatto là al campeggio? Ci siamo seduti là su quel pianerottolo, abbiamo cominciato a fare domande e risposte, siamo passati un bellissimo tempo insieme e allora a questo punto, visto che il Signore ha benedetto tanto, ho pensato di fare degli eventi, no, di questo tipo una volta a cadenza, adesso vediamo se mensile, bimestrale, vediamo un po'. Ma il primo sarà domenica prossima dopo il culto, ok? Domenica 14, dalle 13:30 a 15:30 abbiamo 2 ore, ci sederemo insieme, ok? E cercheremo risposte a tutte le domande che voi avete su Dio, la vita, la morte, l'eternità, qualsiasi cosa voi, ovviamente non di storia e geografia perché non ne so, ma di teologia sicuramente sì, ok? Quindi cosa bisogna portare? Bisogna portare in più 1 o più panini, perché subito dopo il culto ci fermeremo, mangeremo qualcosa rapidamente insieme. Bisogna portare le tue domande, chiaramente, scrivi su un foglio, su un quaderno, le domande che ti vengono in mente durante la settimana, durante questi giorni che mancano andare a domenica prossima o che hai già segnato da qualche parte, portale e cercheremo una risposta biblica a tutti i tuoi dubbi, ok? Insieme. Poi porta ovviamente un taccuino, un'agenda, qualcosa da scriverci sulle risposte e infine soprattutto porta il tuo cuore, perché attraverso quello che è il tuo entusiasmo noi troveremo tante risposte a tante domande che ancora oggi fanno parte della vita cristiana, ok? Quindi domenica prossima dalle 13:30 a 15:30, 2 ore di dibattito su tutto quello che affligge i nostri cuori, ok? L'altra notizia importante, anzi importantissima, è che abbiamo già una struttura per il campeggio estivo, ok? Quindi dal 8 a 12 di luglio c'è già la struttura che noi prenoteremo probabilmente lunedì per il campeggio estivo, ok? Ma qua manca qualcosa. Che a me manca. Per favore, siamo tornati a casa da un campeggio che ci ha gasati un po'. Cosa manca? Mamma mia. Ok, grazie. Dio vi benedica. Ultima cosa, parlando di campeggi, poi vi giuro che vi lascio liberi. E felpe del campeggio appena fatto. Quindi chi c'è stato? Sulla mano chi c'è stato? Sulla mano chi c'è stato? Non vedo mani alzate, solo questa mano alzata. Ok? Chi c'è stato? Mi raccomando, là dietro c'è Beatrice. Beatrice, alza la tua mano. Chiedete a lei, felpa, costo dovrebbe essere 30 euro? Più o meno 30 euro.
Quindi chiedete a lei, ce l'abbiamo bianca, ce l'abbiamo nera, non abbiamo le immagini, ma sono stracarine. Ho mentito. Abbiamo le immagini, sono stracarine, ordinatele, chi c'è stato, chi non c'è stato. Questi fondi ovviamente vanno alla Chiesa e ripagano le felpe, quindi mi raccomando, tenetela Beatrice 45 minuti, andate in 1000, io ne voglio 2, io ne voglio 5, ne voglio 25 e con questo buona serata, andate spediti nei piccoli gruppi, ci dividiamo solite categorie e buona serata, Dio vi benedica, buon fine settimana.